si prende finendo in un posto dove dei soccorritori professionisti hanno grosse difficoltà. Al di là di questo c'è davvero la grande possibilità di farsi male, perché quando passa l'elicottero per esempio c'è un movimento pazzesco di alberi e di tutto quanto. Quindi al di là di tutto questo la vostra presenza farebbe solo fermare i soccorsi, no? Invece di fare un bene non dobbiamo fare un male. Purtroppo io comprendo tutta la buona volontà e l'amore che si ha per questo ragazzo qua, ma io stesso che abito sul fiume, a parte le prime ore che sono intervenute di getto, non posso andare e non devo andare perché disturbo i soccorsi, e soprattutto se vedono persone al di fuori da quelli autorizzati. La stessa PC ha una app, sono segnalati dove sono perché c'è il rischio di farsi male e di perdere qualcuno. Vorrei far capire questo: siamo in una zona molto molto impervia, questo non stiamo cercando un oggetto, un qualche cosa su un prato o su un lago, siamo all'interno di una forra di 1800 metri dove i pompieri hanno grosse difficoltà ad andarci loro che sono dei professionisti, quindi veramente bella l'idea, no? Per l'amor del cielo, bella l'idea, ci andremo anche tutti noi, siamo qua lo stesso che non facciamo fra virgolette nulla, ci andrei anche io volentieri, non si può andare, lasciamoli fare loro, grazie.